cautelare agli arresti domiciliari di 3 soggetti indiziati di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e ad indagare altri 6 soggetti che sono stati destinatari invece di misure di perquisizione domiciliare locali. L'attività di indagine in realtà che prende il nome l'operazione Hot Dog dal termine panino, viene avviata dalla stazione Carabinieri di Sant'Antioco e quindi prende avvio dal Basso Sulcis a dicembre del 2018, si conclude a settembre del 2019 con l'emissione di queste misure. Di fatto l'attività investigativa ha accertato un traffico illecito di sostanze stupefacenti che seguiva la direttrice che andava da Cagliari, Carbonia, Sant'Antioco, rifornendo tutto il Basso Sulcis, ma non solo, di sostanze stupefacenti, principalmente cocaina ma anche hashish. Ci sono in corso però sviluppi di questa operazione. Allora, l'operazione che è ancora in corso, la fase esecutiva delle misure e delle attività di perquisizione sono ancora in corso, quindi dall'alba di questa mattina sono state impiegate 2 unità cinofile, rispettivamente una dell'Arma dei Carabinieri e una della Guardia di Finanza. È stato impiegato anche un nucleo elicotteri dei Carabinieri che ci ha aiutato a individuare i soggetti e le loro abitazioni. È ancora in corso, quindi ci sono stati già i primi risultati questa mattina, per cui abbiamo trovato diverso stupefacente, in particolar modo nell'attività commerciale di uno dei 3 destinatari della misura restrittiva. Abbiamo trovato circa 1 netto di cocaina, 1 netto di marijuana e a casa di uno dei 2 gestori dell'attività abbiamo trovato anche un quantitativo considerevole di denaro che non è giustificato da alcun tipo di attività lecita.